510. Smartphone di fascia, per così dire, medio-bassa, ma con processore 64 bit, ovvero lo Snapdragon 410. Schermo da 4 pollici e 7, risoluzione 480x854 pixel, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, espandibili con la microSD. Fotocamera da 5 megapixel, purtroppo senza la flash, e fotocamera frontale invece VGA. Android 4.4 KitKat, batteria da 2100 mAh. È presente la connettività LTE, quindi molto bene da questo punto di vista, e supporterà le cover.view, quindi le stesse che abbiamo visto su One, che permettevano di proteggere lo smartphone allo stesso tempo però di ricevere notifiche. Cambiato il design degli speaker, infatti non è più un doppio speaker come in precedenza, lo vedete, la parte bassa è diversa, lo speaker qua è posizionato posteriormente. Tasto di accensione, jack audio, qui abbiamo invece sul lato destro, se non sbaglio, no? Ok, allora mi sbaglio perché come vediamo qua, scusate, la cover è removibile, quindi possiamo inserire la SIM direttamente muovendo la cover. È ovviamente presente Bluetooth, la Sense è la stessa versione 6 che abbiamo visto anche sugli ultimi smartphone, qui è tutto in tedesco, ma direi che Android 4.4.3 sia abbastanza internazionale come informazione. Forse un po' troppo corto qua sotto, questo è diciamo una cosa che ci si porta dietro ormai da un po' di tempo. Comunque un dispositivo interessante, sicuramente quando sapremo il prezzo potrebbe diventare più o meno definitivamente interessante. Da questa anteprima di Apple PC Desert 510 è tutto, un saluto da Nicola Litas e Emanuele Cesaro.